Dallo stadio Fiorilli di Casteldaccia, amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati con il campionato di eccellenza siciliana. La Nissa, dopo la vittoria all'esordio contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo nel segno di Gaston Semenzin, affronta il Casteldaccia. Formazione bianco-scudata con Elezai tra i pali, linea difensiva rossi, neri, Barrera, Magro. In mediana trovano spazio Caccetta, Privitera e Pagano, tridente offensivo, Semenzin, Agudiak, Gueye. Arbitra la partita il signor Carmelo Ramundo, sezione Di Paola. Gli assistenti sono Luigi Ditta e Antonio Barone, entrambi della sezione Di Marsala. Formazioni in campo: maglia bianca a inserti neri per quanto riguarda la Nissa, completo granata invece per il Casteldaccia. Partiamo con le firme del primo tempo, ci provano subito gli ospiti. Gueye lavora la sfera, arriva Semenzin, conclusione molto complicata che finisce ampiamente alta. Il supporto della tifoseria nissena quando al 22esimo Gueye mette il pallone in mezzo dalla sinistra, non arriva nessuno alla deviazione, o meglio ci arriva un difensore del Casteldaccia che mette in calcio d'angolo, momento propizio per il gol, confusione in area, l'uscita provata dal portiere, alla fine il pallone se lo ritrova Agudiak a porta sguarnita, deve solo appoggiare il toro, questo il rallenti, chiedeva un fallo in attacco il Casteldaccia, ma alla fine il direttore di gara ha detto che è tutto ok. 0-1 della Nissa, arriviamo fino alla mezz'ora, c'è un calcio di punizione ancora per la formazione di mister Terranova che spinge in questo momento, sarebbe prima con 6 punti dopo 2 giornate. Il tentativo è in girata sulla punizione di Privitera ma finisce sul fondo. Dall'altra parte Cardinale al 42esimo non becca lo specchio, fine primo tempo allora al Fiorilli. Casteldaccia 0 Nissa 1, decide il gol di Agudiak. Partiamo col film della ripresa, subito Cardinale su punizione che non trova lo specchio al 60esimo, entra Gambino in casa Nissa al minuto 66, esce Semenzin, tocca a Esposito, siamo al 72esimo, Presti Filippo per Messina, il pallone finisce in area dove Sferrazza si libera della marcatura. Elezai è un grande intervento, una grande uscita, quella dell'estremo difensore ex Agragas, tocca a Ruano al posto di Gueye. 83esimo, calcio d'angolo, sponda di Gambino per Agudiak, colpisce centralmente tra le braccia di Cascione, entra Mannino al 90esimo. Al 91esimo la ripartenza della Nissa che potrebbe trovare un gol anche meritato, quello del 2-0, sfera perfetta per Agudiak, si ritrova davanti al portiere ma incredibilmente alza la mira. Fine partita allora al Fiorilli, il Casteldaccia cede alla Nissa che vince 1-0, il secondo consecutivo, ed è a 6 punti dopo 2 partite nel girone A di eccellenza siciliana. Amici di Wisport è tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.